Abbiamo iniziato a marzo durante, diciamo così, insomma, il periodo pasquale, l'abbiamo rifatto oggi durante appunto il mese di agosto, Ferragosto, quindi in 6 mesi abbiamo controllato una struttura su 5 in Veneto, allargando questa volta anche alle strutture per disabili, quindi sia le comunità alloggio, quindi le comunità residenziali, sia i centri diurni, quindi quelli semiresidenziali. Io non lo direi un blitz, perché il blitz insomma ha tanto da inquisizione, ma dei controlli, delle verifiche, un monitoraggio continuo proprio per cercare di alzare la qualità dei servizi, per alzare la qualità degli utenti, dei familiari che molto spesso ci chiedono appunto alcune questioni rispetto a dei servizi anche minimi se vogliamo, però è nostro dovere e obbligo controllarli, verificarli e far sì che la qualità sia sempre una qualità molto molto buona. Controlli comunque a sorpresa e se è andato tutto bene vuol dire che questi enti, la stragrandissima maggioranza insomma, di loro si comporta in maniera corretta. Sì, questo è un dato molto positivo e anche confortante, vuol dire che in Veneto insomma anche tutto il sistema sociosanitario è un sistema oggi buono, un sistema che ci dà dei risultati molto positivi, vuol dire insomma che c'è attenzione, vuol dire che c'è attenzione rispetto all'ospite, rispetto ai familiari, rispetto alle esigenze dell'ospite che sia disabile, che sia anziano, non autosufficiente, ma anche in quella che è la cura dei particolari.